Il Veneto, campione di turismo, investe sulla bicicletta e punta a raggiungere quei milioni di cicloturisti che vogliono visitare l'Italia e il Veneto, ma magari non trovano tutti i servizi che invece già offrono altri paesi come Austria e Germania, che su questo settore fanno scuola. A Padova il 27 e 28 marzo al Centro Culturale San Gaetano si terrà il Veneto Bike Forum, 1 o 2 giorni con protagonisti del mondo a due ruote, da Giro Libero a viaggieri curiosi a giornalisti sportivi, ma anche tanti esperti di marketing legato al cicloturismo, per avviare un processo che investa tutti gli attori ed in primis gli alberghi, primi protagonisti di una rivoluzione culturale che, dall'ostello al luxury hotel, deve puntare ad offrire servizi mirati, ad esempio ricariche per le e-bike, box parcheggi, aree di manutenzione e lavaggio bici, pacchetti relax dopo la pedalata o menù dedicati. L'evento è organizzato dalla Camera di Commercio di Padova in collaborazione con Venice Promex. Si è visto che per ogni chilometro di pista ciclabile c'è una ricaduta sul territorio di circa 350.000 euro. Questo sta a significare quanto importante sia per l'economia del nostro paese, ma anche della nostra regione, che è una delle regioni che hanno il maggior numero di piste ciclabili, ma non solo di piste ciclabili, ma anche di strutture che sono correlate al mondo del cicloturismo, come appunto alberghi o anche agenzie che si occupano di predisporre e organizzare dei tour. Ci sono i tour itineranti, come abbiamo detto, oppure ci sono i cosiddetti tour stanziali, dove si dorme ogni sera su un albergo, nel nostro caso termale, visto che siamo alle Terme Euganee, per fare dopo anche relax dopo la bici, e quindi ci sono dei appunto servizi molto particolari. Ci rivolgiamo molto anche alle famiglie. È un quadro decisamente interessante per quanto riguarda la nostra regione, e in modo particolare pensando ai cicloamatori, che sono veramente una grande squadra, oltre 900.000 persone. Se noi pensiamo che a livello nazionale vengono vendute oltre 2 milioni di biciclette, e di queste 280.000 sono e-bike. Ecco, sono numeri molto importanti, creano posti di lavoro, perché per 1.000 biciclette prodotte si creano dai 3 ai 5 nuovi posti di lavoro, e sempre per 1.000 biciclette però e-bike si producono 6-9 nuovi posti di lavoro. E abbiamo cercato di costruire questo a 2 giorni con gli sportivi che realizzano eventi, con imprenditori e albergatori che hanno già investito sulla bicicletta e possono portare la loro case history, con appunto persone che hanno scritto di bike economy e che quindi hanno dati da dare, con il mercato delle biciclette, perché ci sarà ANCMA. È un comparto che è in grandissima crescita, 35% rispetto allo scorso anno. Siamo ancora indietro rispetto a quanto sono cresciuti in Austria e in Germania, ma per noi sono un riferimento che cercheremo sicuramente di raggiungere, perché qui siamo nella terra del cicloturismo, siamo in una terra dove si producono biciclette, dove si producono accessori per le biciclette, dove il mondo della moda correlato al cicloturismo ha fatto grandissimi passi avanti.